che tipa, e non mi porti la pallina, eh? Ah, non mi porta la pallina, io prendo l'altra, brutto cane ciccione, queste palline. Affissa sta pallina, guarda, c'è la chiappa, ah, questa chiappa. Aspetti, no, signor cane. No, non cavare il mio dito, seduta là, seduta, ferma lì. Resta lì, bravo cane. Non chiedetemi come gliel'ho insegnato, è stato tutto automatico. Ferma lì. Le grafiche di Singano. Adesso vi spiego uno dei motivi per i quali non ho mai riverniciato il camper. Mi tesse normale che un coglione del genere debba non solo venirmi addosso, ma per di più lasciare anche la macchina appesa lì. Guarda che misteri. Vedi? Guarda, vediamo la targa del coglione. CJ 273 TM da Milano. Ci sono certi giochi che sono gratuiti, no? E sono i giochi mentali. Se sei veramente capace di giocarci bene, puoi fare veramente cose molto divertenti. Allora ti spiego, no? Io adesso sto portando a fare una passeggiata al CP, no? E io dico che questo è il mio giardino, seguimi, perché questa non è proprio semplice, cioè concettualmente è semplice, però da percepirla è un po' strana. Se io riesco col tempo, pian piano, autoconvincermi che questo è veramente il mio giardino, o perlomeno a perdere questo senso della proprietà, a se stare a proprietà privata, non vado dentro le case degli altri, intendo proprio a proprietà, il senso della proprietà in generale, io veramente percepisco che questo è veramente mio, hai capito? Come se fossi, non so, a principessa della Reggia de Caserta, che il giardino del castello è tutto mio, cioè, capisci? Ma pertanto è un bel giardino e non faccio neanche a fatica a tagliare l'erba. Sto per dire, esci un po', no, dalla solita schematicità meccanica e frenetica di tutti i giorni, prova un attimo a esplorare te stesso, la tua mente. Per carità, ci sono cose decisamente più importanti di quella che ti ho messo nel piatto oggi, però voglio dire, il mondo può essere infinitamente molto più bello. Guarda me, che mi sento l'uomo più ricco del mondo, persino economicamente parlando, eppur con i skate che ho in banca forse non prendi neanche i cerchi di una Ferrari, voglio dire. Quindi è tutto uno stato mentale, ragazzo, tutto un modo di abituare il tuo stato mentale, no? Si può anche dire uno stile di vita. Sì, uno stile di vita in fondo è un modo di abituare le tue autoconvinzioni e pertanto un modo di viaggiare veramente felici. Quello a volte dicono di staccarsi, di isolarsi per capire un po', perché quando diciamo ti isoli, che per carità non fa mai proprio tanto bene, però insomma per qualche giorno dopo il tuo cervello inizia a dimenticare non tanto le regole ma le abitudini della società, no? Quindi inizia a dimenticare le case di lusso, le macchine di lusso, i SUV, tutte quelle cazzate lì, i vestiti de Gucci e scarpe de Nike, hai capito? E dimenticando quelle cose lì, il tuo subconscio non ne avverte più il bisogno, hai capito? Dove sta il giochetto? Il giochetto, uno dei milioni di giochetti. C'è qualcuno che è venuto a fare la van life, dimenticandosi che la parte più bella è di là, dove c'è l'area picnic, l'area van life. Vedi tu, qui di van life, non importa se ha una vista di merda e se il torrente dietro è completamente asciutto o no, anche da quelli là, perché lui che basta andare via in fuoristrada. Ricollegandoci al discorso del prima, i francesi, che nel loro immaginario collettivo di van life basta imbusarsi e andare fuori dalla strada, in fuoristrada, un filo sull'erba, sono costretti a pinciarsi i panorami del cazzo. Se anche loro invece fossero liberi da queste catene, da queste regole, diciamo, no? Non imposte ma sottointese, si sarebbero trovati posticino con una vista migliore, senza neanche il bisogno di andare a fare tutti sti giri in fuoristrada. Sì, no, per farmi i cassi che altri, anche perché i francesi, però guarda qua, guarda, a 360 gradi, guarda,
cosa serviva tanto imbusarsi? Cioè, è molto più bello questo posto, è molto più panoramico, non ha la vista dell'idrovora, dei magazzini e dei pozzi, cioè, dai. Quindi tu, gentile pubblico, gentile telespettatore, non sta a fare ste monae, che nel linguaggio popolare sta a significare non commettere queste sciocchezze, non commettere questi atti insemenii. CP, io pure le zecche, vedi, anche quello è un atto insemenio, se le piende zecche va via dall'erba. C'è qualcuno un po' invidioso delle puntine? E mi ti rimetto in altri 200 mie. Tac, insemenio. Abbandonati come se non esiste più. Mi sembra un organo che vibra per me, per te. Abbandonati. La mia vecchiotta. Ma che bello spazzolare. Ah, come ci piace spazzolare, è bellissimo. Ah, ci piace spazzolare. È bellissimo spazzolare! Un altro gioco, sì, un altro gioco. Questo gioco qua, questo gioco bellissimo chiamato sasso. Come Jesus Christ che zappa l'acqua e tira fuori il vino, e a te che tira il sasso e tira fuori il bacchetto. Lemi tutto l'anno, lemi. Fermala il tuo posten. Questi cani idratati. Ok, mi ha portato indietro un macino, quindi mi vuole far intendere che tu vuoi che io ti tiri un sasso un po' più corposo. Un sasso un po' più corposo, cosa dici? Vado! No, oh, fermala, canen! Boh. Che sasso hai preso? Fa vedere. Ah, che bel sasso. Con tutte le palline che abbiamo, noi prendiamo i sassi. CP. Sollevamento Mazzini, guarda con la testa sott'acqua. È un mega sasso quello. Cos'è? È un sasso enorme. Guarda che è fuori da casa, aspetta. Eccola, guarda al centro. Il signor Ceru. Ciao signor Ceru. Buongiorno. Semplicemente ananas, melone giallo, uva bianca e succo di ananas e cocco. Il CP non apprezza questo elemento, ma il CP non capisce un cazzo. Il CP ha lasciato lì anche la nuce. Cioè, come si fa a salare la nuce, CP? A volte penso che bisogna ringraziare gli antenati, perché ragiona un attimo. Cioè, tu tipo trovi una bromeliaccia, che sarebbe la pianta dell'ananas, no? Del pineapple. E come ti fa venire in mente di ciappare e mangiare il frutto? Cioè, che vuoi il coraggio, ok? Magari non so neanche se è un frutto, cioè, capisci? E qua qualcuno l'ha mangiato, come quella volta il tizio che ha visto che è uscito l'uovo dal buco della gallina, e adesso abbiamo la frittata e adesso abbiamo l'ananas. Qualcuno vuole che gli tiro la pallina? Qualcuno? Tutti al mare! Tutti al mare! E io sto qui col CP e le palline gli vuoi tirare. Tutti al mare! Io sto che bella freschetta. Tutti al mare! Welcome to Paradiso! Ah sì. Esatto. Come hai brillantemente dedotto, è passato Mirko la Maria de Durmi. Cioè, guarda che... Sì, questo no, non sei un piccolo problema, Mirko, sei un grande problema. No. Per carità, il camper è a 50 metri, però insomma... E chi che alza il culo? No, vino e birra, mi sciarpo, sì. Ah, ben perso Mirko! Ciao Mirko! Ciao! Vedi, una cosa, adesso non è per parlare male, però vedi, il mio cane... è la reincarnazione, è là un po' mimetizzata, della classica vecchia che va a farsi i cazzi degli altri. Cioè lei, qualcuno si muove, respira, deve andare lì a vedere, a controllare quello che fa, e lei è così. Non posso riprendere tutto, però
boh, giornata stupenda, cioè, nel senso che ogni tanto dici voglio provare a non far niente, dopo il niente vuol dire a partita a basket con gli amici, il bagnetto in terruscello, a grigliata e tutto quanto, va bene, ok, però le aspettative era far niente, quindi vedi, forse il tutto gira sempre attorno alle aspettative, esatto, zero aspettative, più felicità e zero delusioni, no? Para, para. No, adesso vuoi occuparmi solo. Passiamo l'estate su una spiaggia solitaria, che è tipo quella scendendo in alto. Ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto, noi altri avevamo invece campane che sono i coglioni, però vabbè, insomma, abbiamo un caldo tropicale, noi altri invece no, sa l'arieta, se sta bene. Dal mare invece no, se va il ruscello, il torrente. Dio mio, Dio tuo, no? Ti ricordi cos'era Dick Tracy? I mafiosi una volta che avevano la valigia, no? Lunga, esatto, col mega mitra sulla valigia, poi i pizzi qua per fare la grigliata. Io sono che segue, oddio, mi è girata la testa. Come che era? Avevo tanto scuro la mia. Che non si è perfetto, te No, pure no. Avevo detto che stare con 6 anni. Qui in montagna gli altri orari, le tutt'uffia diverso. E buona caga, aspetta il miele. Offerta ai nostri amici. Tu? Mamma mia, che ho fatto io quella volta andare a vivere in camper, cioè io adesso sto vivendo in montagna e non so, è strana la vita, è strana. L'unica cosa che ogni tanto mi deprime, però devo avere un po' una visione un po' più greca, nel senso della contentarsi dello scontro con la realtà, di avere questo confronto, capire, essere consapevoli che effettivamente noi nasciamo, moriamo e poi ciao, basta, arrivederci, è finito tutto e perdiamo la nostra percezione del sé, che è quello che quella cosa che noi teniamo particolarmente, no? L'ego, la percezione del sé, no? Questo tanti santoni, no? Dicevano che rinunciando al sé, no? Lasciandoci morire, così riuscivamo a unirci al tutto, eccetera. È un po' una sorta di filosofia, una sorta di logica, però insomma dipende insomma anche come la si vuol percepire, perché sì, è vero, tu dici ok, non esiste più la percezione del me e quindi io sono parte del tutto, sono parte della materia e tutto quanto, ok? Quindi anche se muoio io continuo a essere la polvere che gira, no? Hai capito? Cioè sostanzialmente, seppur drasticamente riassunto, il concetto è quello. Può essere dura soprattutto per chi è nato con una fede cattolica e quindi con questa illusione dell'aldilà, della continuazione, no? Di questo tuo ego, di questa percezione di te stesso. In ogni caso, ti dirò, il consiglio che io posso dare è fregatene, continua a vivere la tua vita da rincoglionito, e non è una provocazione ma è veramente la realtà, cioè non essere troppo intelligente, non essere troppo sul pezzo, cioè la vita finisce, tu poi non esisterai più, ok, che cazzo te ne frega, dimenticatelo, cioè vivi la giornata fino a quando muori, cioè non puoi star là a pensare ma un giorno non ci sarò più e morirò e finirà tutto, no, ti rovini anche il presente, quindi lo so che sembra brutto e sembra provocatorio, però continua a essere stupido e viviti il presente, è quello che sto facendo io. Che pacchia, buongiorno Italia e auguri Shinga, no? Sì, oggi è il 10 luglio. Il suo compleanno. Cosa aveva parcheggiato? Sopra dove scarichi la cacca? Posto di merda proprio. No, stai là. Ah, scusa. Faccia non stressata. Tanta roba. Sì, questa è una frana e non è proprio il massimo, visto la quantità di vipere che ci sono in questo territorio, camminare appunto su ste robe qua di sassi
sotto al sole, ok? Però benissimo. Prestate sempre la massima attenzione e fate casino, nel senso sbattete i piedi che le wiper percepiscono le vibrazioni del terreno e campano. Cara, col tuo amico in acqua, sei felice? Dai, è indecisa, sto a mollo. Mi vecchi come noi altri, qui piedi sotto acqua. Dai Emi, dai, vai il sasso. Ma neanche col sasso non va dentro. No, no, Ti ho fatto troppo ieri. non l'ho fatta massa. Sì, e oggi niente. Forza va, Dai che va, dai. Vai. Vai che va. Brava, vai, eccola là. Ho detto no, le fondo, via. Che tipa. No, però, sotto sono buttate sta massa. Ah, eccola, brava amore, brava. A mali e stretti. Brava. Bella. Eccola, lava tutti. Di ciao tuo amico, salutalo lui avanti. Sì, ciao amico, amico mio. Ci vediamo in giro. Tuo amico Ettore. Ma se ne hai cercato il bastone? No. Toccarlo. Sì, se non esce quel bastone, lo Emi, qualcuno l'ha messo lì e non viene via. Mannaggia. Tira, rosica, dai che vieni. No, scusate ragazzi, il momento è catartico, non nel senso che abbiamo cattato anche Francesco che ci è venuto a trovarvi, però voi sapete chi mi conosce, io ho un carattere di merda, sono una brutta persona, sono anche molto vendicativo, ok? Quindi allora ricolleghiamoci, vi ricordate quella puntata che eravamo io, Francesco, la Slacking, Marco, Fabrizio, no? Che eravamo ai Magredi, sai quel letto del fiume di Sassi, che è arrivato il motociclista, vi ricordate la puntata del motociclista? Ragazzi attenti, ieri ho preso la multa di, adesso non mi ricordo, 300, cosa aveva detto, non mi ricordo, e noi siamo andati via e io però ho detto attenzione, che cazzo facciamo, non roviniamo, non sgommiamo, eccetera eccetera eccetera. Occhio adesso cosa viene fuori? Che adesso stanno facendo l'Italian Bahia, che è una specie di rally dove le macchine da fuoristrada tipo le Dune Buggy o quelle cose lì stanno correndo sul letto del fiume perché stanno facendo la gara e la fanno tutti gli anni. Allora noi non possiamo andare a farci un weekend in mezzo alla natura perché deturpiamo la natura, anche se non è vero, però questi qua possono rovinare il letto del fiume facendo il rally con questi macchinoni, no? Per come si dice, per le gare, per la notorietà, per il... Sì, è una cosa che mi permetto di aggiungere, che ho scoperto quando ero piccolo, no? Sai che nei tribunali scrivono la legge è uguale per tutti. No, te credi? Leggi bene. C'è scritta legge uguale per T, V, T, T, I, della serie. Non è vero che la legge è uguale per tutti. Difatti, che abbiamo le prove. Ma gli hai ciulato il tappetino? Ma fa finta di niente anche. Ma perché è sorda? Ma te io far finta di niente quando questo non è assurdità, Emi. Guarda. Esatto, ma che faccia, ma le ricce, io proprio in modalità non sostammi. Non scappate, devo farvi vedere il CP. Perché scappi? Perché ta essa così, come si dice, non sustego, così sustego. Ciao Lemmy, non via anche il sole. Tesco! Dai, facciamo la recensione dell'acqua by Mirko. Oh, freschetta, ma buona. Oh. Guarda bene che si sta giù. Oh, pescare. No, secondo qua. Vedi, passando d'estate quante spiaggettine che ci sono. Lemmy, vuoi venire anche tu qui? Ma lì è fonda, bella fonda per fare il bagnetto. Secondo me è una pacchia qua. Mettersi con la tenda, a parte che non ho pilletta, però non so, vedi. Perché io adoro i miei soliti posticini, perché so trarre il massimo, hai capito? Da quei posticini. E mi sono contento così. Ah, questo Chai Pai che viene a trovarmi. Cosa fai là? Preso un bacchetto!
Bello questo bacchetto per cane. Prendi bacchetto di cane, vai. Io me la taglio. Guarda che mister, dove vai con questi spacchi denti? Guarda che lavori. È a pescare i sassi, dopo li muoverà. Guarda, un castoro. Va a controllare Mirko, va a controllare i lavori che fa Mirko, dai. Dov'è Mirko? Vai là, vai a vedere, vai a controllare, dai. Questo cane è una camera gas. Ah, Lemmy c'è, sì, adesso dietro a qualche parte. Sì, dopo. Caro diario, il 10 luglio 2022, che era il giorno del mio compleanno, il mio 40° compleanno, sì, del corpo, vabbè, non sto in tirare la lunga, dai, si notaia. E ho scoperto che i fasioi fa i fiori, quindi non solo che scorese, ma anche i fioretti fa. Tanana. Il gatto. Promemoria, non sto a ordinare birre piccole, se no si incassa, anche perché i gadita non ho mai visto un veneto che beve una birra piccola, la birra piccola che è molto satei, no, assolutamente. Poi in ciò altre 3-4. Comunicazione turistica. Questo è il frigo, che è un tipico, come si dice, piatto friulano, che è composto da formaggio e formaggio e patate. E anche la gente dopo che mi ascolti a fare una brutta figura. Sì, esatto, memo interno. E ora stessi in Toscana non sto a domandare la maretta del Saronno, sono i tedeschi faccio del Saronno. E qua i tedeschi modo vivendo, quindi sì, mai ordinare la maretta del Saronno. Mi dica, quanti cani hanno le papine a cuccia? Ah! Dica, toparonte viscia, sì, toparonte viscia, sì. Perché come si dice, mi casa è stu casa, la mia casa è la tua casa, nel mio caso sto caso, casa mia se casa mia, casa tua se casa tua, min del mio, tin del tuo, però il mio compleanno è il tuo compleanno, rimango col mecan. Cazzo è sta roba? Ah, capre! Ciao capre! Comunque, Italia, guarda che posti, mi ero promesso di non fare video, come sempre, porca puttana, però vabbè, questo per dire che mi sto spostando da San Francisco, provincia di Pordenone, a Arta Terme, dove ci dovrebbe essere un'altra area. Vabbè dai, basta. Allora, l'area era anche bellissima, ma come dicevano nelle recensioni di Google è sempre piena per gli stanziali delle terme, non capisco cosa significa, cioè è lunedì. Vabbè, cioè siamo a luglio, magari si dice che alle ferie, viene a fare le ferie qua, non lo so, vabbè. Comunque niente, se mettiamo qua, siamo a Van Life, qua. Attaccava il clima, perché là mi attaccavo il climatizzatore, vabbè, pazienza, dai. No, mica sa fa girare i coglioni stare a camper, veramente. Sì, ok, no, non mi piace più, manco per il cazzo. Qual è il punto? A San Francesco erano passati 3 tipi loschi, non descrivo la razza perché sennò dopo sono razzista. E sono passati 2 volte a controllare, si sono fermati a guardare, eccetera. In 3 con sta macchina. E allora sono dovuto andare via da San Francesco. Dico sempre di prendermi una pistola, cazzo, almeno là gli tiri nelle gambe e vai via. Col manganello in 3 che cazzo fai? Caro il CP. Vabbè dai, comunque alla fine ne valse la pena perché vabbè ho trovato un signore qua tedesco simpatico, intelligente che abbiamo zaccolato un'ora e... quindi vedi, a volte comunque è una sorta di esperienza. Per esperienza si intende un qualcosa di piacevole, cioè in fondo io venivo qua per trovare un qualcosa di piacevole che può essere, non so, il vedere, il gustarsi la vista con un panorama, che in questo caso direi che neanche non c'è, io non capisco i commenti delle aree camper, se che sta gente si è abituata ad andare a Marghera, però vedi, questo piacere lo puoi riscontrare, anche lo puoi ricavare da una chiacchierata con delle persone sconosciute che ti raccontano le loro esperienze, ma anche i loro modi di vedere su come sta andando la situazione del mondo, della società e quant'altro. Se c'è da vincere la morte, io lo farei. Mondo di uomini, fatto di uomini, pronti a rincorrere il vento. Partono deboli, tornano uomini, erano 1000, son 100. Mondo di
uomini